Domanda: come funziona la moneta comunale? Intanto non si tratta di una moneta alternativa in sostituzione di quella ufficiale, è una moneta complementare alla valuta ufficiale, funziona in simbiosi con l'euro, sopperendo alla sua mancanza, aiutandoci a risolvere i problemi creati dalla sua scarsità. Dollaro ed euro non si toccano per adesso. C'è l'esercito americano, quello inglese, francese, israeliano e quello della NATO a proteggerli. Gheddafi ne sa qualcosa. Non si tratta neanche di una vera moneta. Non c'è bisogno di nessuna autorizzazione dei banchieri o dello Stato. Si tratta di semplici buoni comunali, come i buoni pasto per intenderci. Il Consiglio Comunale, con una semplice delibera, decide di attivare un sistema di buoni comunali con i quali retribuire il lavoro di tutti i disoccupati che accettino di lavorare per il Comune. Con la delibera del Consiglio, il sindaco può annunciare nella piazza principale del paese: domani mattina alle 9 tutti coloro che si presentano avranno un lavoro sicuro. Domani mattina, non fra 10 anni, forse, se le cose vanno bene, domani mattina. La mattina seguente tutti i disoccupati che si presentano nella piazza, che siano 1000, 2000 o 3000, hanno un lavoro retribuito in nuraghes, buoni comunali. Il terzo giorno il sindaco può fare un altro importantissimo annuncio. Tutte le tasse comunali sono abolite, ritiro rifiuti compreso, riservandosi, se necessario, di introdurne una per brevi periodi per poter controllare la quantità di nuraghes in circolazione. Se il comune paga con i buoni comunali che emette a costo zero il ritiro dei rifiuti, perché dovrebbe mettere le mani nelle tasche dei cittadini se tutto è già pagato? Da subito si dà inizio alla costruzione di un grande mercato comunale impiegando 200 o 300 nuovi assunti guidati da impresari edili capaci, possibilmente su terreni già di proprietà del comune, appena fuori città, facilmente raggiungibile, su un solo piano con 100-150 box vendita da offrire in affitto a tutti i produttori agricoli e gli artigiani disponibili a prezzi simbolici, 50 o 100 nuraghes al mese, dove gli ex disoccupati e chiunque altro possano acquistare tutti i generi di prima necessità con i buoni comunali: pane, pasta, frutta, ortaggi, vino, olio. Il mercato, per il cui progetto si accettano proposte da professionisti ed artisti, comprenderà anche un parco con spazi verdi, un centro di accoglienza per bambini con assistenti, vari punti di ristoro, caffè. Un altro consistente numero di disoccupati viene destinato al recupero di tutti gli immobili di proprietà del comune, adatti ad essere adibiti ad abitazioni da consegnare in affitto o a riscatto a tutti i residenti che ne abbiano necessità. Nel caso quanto mai probabile che non risultassero sufficienti, si provvederà alla costruzione di nuove abitazioni unifamiliari, non palazzoni anonimi, in terreni di proprietà del comune o in altri reperibili, in piccoli lotti da 200 metri quadri, nel quale costruire un'abitazione da 100 metri quadri. Appena possibile si scioglie il contratto di appalto del ritiro dei rifiuti in città, riassumendo tutti i lavori come dipendenti comunali da retribuire possibilmente in nuraghes. Si dà il via a tutta una serie di lavori come il rifacimento e poi la manutenzione delle strade, sistemazione di spazi verdi e costruzione di nuovi, manutenzione di tutti gli edifici del centro storico prima e di tutta la città quando possibile, costruzione di una casa della cultura, una o più case di accoglienza per anziani,
sempre impiegando direttamente i numerosi disoccupati disponibili o riunendoli in cooperative alle quali appaltare lavori e gestioni di servizi di pubblica utilità. Si crea un circuito chiuso locale entro il quale i buoni possono circolare, emessi dal comune, entrano in circolazione nella comunità sotto forma di retribuzioni, circolano comprando merci e rientrano nelle casse comunali sotto forma di affitti dei box oppure delle case date in abitazione o a riscatto. E se, quando necessario, possono rientrare sotto forma di leggero prelievo fiscale. Funziona esattamente come il circuito nazionale più grande, ma senza il veleno della speculazione, degli interessi della finanza che esiste nel circuito nazionale. Economia è riempire le pance, un tetto sicuro sopra la testa e proteggere adeguatamente il corpo con dei vestiti per mantenere la temperatura ideale. Questa è l'economia, nessuno spread, swap o fiscal compact. Tutti i virus introdotti nella nostra mente per arricchire furbi e disonesti.